insegna delle tipicità e soprattutto la grande festa d'arrivo per voi, 84 km, 1150 metri di dislivello. La salita più importante sarà quella di Salugezzo dal versante di Sant'Ansovino e scorrerete a Monda Ico, dopodiché lungo il nervoso falso piano per arrivare in direzione Pesaro ad imboccare la strada panoramica del San Bartolo. Gli ultimi 15 km assolutamente splendidi, disegnati, questa strada ideale ad hoc su misura per il ciclista, vi porteranno nella location unica di Gavicemonte. Sotto di voi 50 km di corsa e speriamo soprattutto di accogliervi con una grande festa. With a big buffet and a big party to celebrate the fantastic way is racing today. Continuiamo con gli applausi, applaudiamoli tutti questi ragazzi e ragazze, sono tantissime le presenze al femminile, dunque buona pedalante, molti pedalano su strade sconosciute, quindi avranno anche il piacere di conoscere il nuovo territorio che andranno a scoprire proprio pedalando sulle strade della Gran Fonte degli Squali, Cattolica e Gavicemare. Continuiamo con il CAS perché stanno scemando gli ultimi del percorso corto, veramente fantastica questa doppia partenza. Anche in questa partenza tantissime donne, in bocca al lupo a tutte le donne! Tantissime donne veramente, ancora abbiamo saluto quello che partono in questo secondo, in bocca al lupo, sempre più numerosi, l'anno prossimo avremo ancora più donne in partenza. Roberto Ronti, presidente dell'Associazione Giornalisti Ciclisti d'Italia, e tanti amici vanno a sfilare. Mamma mia quanti siete, in bocca al lupo, buone pedalate, buon divertimento e soprattutto approfittate. Stefano Vitellozzi e Francesco Vitellozzi, un applauso per questa coppia che è venuta a pedalare a sostegno dell'autismo. Stefano Giulio Dori, dell'Autencore di Riccione, complimenti per quello che fai per anche il ciclismo, oltre ad essere un grande imprenditore.